sono stati attimi di paura in piazzale Roma a Venezia. Minaccia i passanti con un coltello, denunciato un 25enne veneziano. È accaduto sabato attorno alle 23:30, quando un equipaggio della squadra volanti è stato inviato dalla sala operativa a Venezia proprio in piazzale Roma, in quanto era stato segnalato un uomo che minacciava i passanti brandendo un coltello. Gli agenti giunti sul posto hanno notato, in corrispondenza della fermata 1 della CTV, un uomo bloccato a terra da due militari. Ebbene, i militari hanno raccontato ai poliziotti di essere stati avvicinati da un ragazzo che aveva segnalato la presenza di un uomo armato di coltello che urlava contro le altre persone presenti. Una volta individuati, i militari notavano il soggetto che urlava frasi sconnesse, brandiva un coltello ed un manganello estensibile. Pertanto, vista la gravità della situazione, dopo avergli intimato di fermarsi ed aver ricevuto in cambio minacce, sono intervenuti disarmandolo e bloccandolo a terra fino all'arrivo appunto della volante della Polizia di Stato. Gli agenti hanno quindi identificato l'uomo, un 25enne di Venezia con numerosi precedenti penali. Informata l'autorità giudiziaria, lo hanno denunciato in stato di libertà per minaccia aggravata dall'uso del coltello, porto di armi o d'oggetti atti ad offendere e resistenza a pubblico ufficiale. Diamo il ben ritrovato a Raffaele Padrone, vice segretario nazionale dell'FSP della Polizia. Ben trovato. Grazie a voi, grazie a lei, direttore. Padrone, ha sentito insomma la notizia, ovviamente da tempo, no? Anche i sindacati fanno presente queste situazioni anche di pericolo per gli stessi addetti alle forze dell'ordine che intervengono. Ecco, non ultima insomma la questione relativa al taser, ancora in fase di discussione, questa pistola elettrica attualmente in fase di sperimentazione. Purtroppo sì, ha detto lei nella conclusione, in fase di sperimentazione, non dovrebbe essere più in fase di sperimentazione. Non capisco come in Italia queste cose possano avvenire, no? Quando allunghiamo la testa, arriviamo al confine, vediamo già che la polizia oltre confine lavora in maniera molto più incisiva nel momento dell'intervento di un reato. Qua non è questione di avere il taser o di non avere il taser. Avere il taser significa non mettere a repentaglio anche la vita dei colleghi che intervengono sul posto e sull'intervento, no? Oltre che eventualmente non andare oltre a quella violenza che si è già scatenata se dobbiamo intervenire, perché se interveniamo significa che ci hanno chiamato. Anche in questo caso qualcuno si potrebbe far male, ma quello che mi interessa è la salute degli operatori, che poi non viene garantita da nessun ente gratuito perché ti sei fatto male in servizio, perché ti sei fatto male in servizio, le spese mediche ce le hai comunque, stai a casa in malattia per servizio, ma non è una spesa che ti viene corrisposta. Quindi quello che mi interessa non è tanto la salute della persona che commette reato, ma quanto dei colleghi che rischiano la vita quando escono alla mattina e tornano a casa la sera dalle loro famiglie. Questo è il problema. Il problema è un altro, che dicevo prima, in altre polizie questo non avviene perché c'è una possibilità di reazione diversa. Noi invece dobbiamo ogni volta stare attenti ad intervenire, e qui la richiesta del taser per non avere lo scontro diretto con la persona. Dobbiamo intervenire e dobbiamo stare attenti che ci sia qualcuno che poi non solo non ci dà una mano se c'è la necessità insomma oggettiva di forza superiore, ma soprattutto che ti fa andare poi davanti a un'aula di tribunale. Quindi la mancanza dei famosi protocolli di intervento che sono oggetto di discussione sindacale da tempo, è stata messa in atto, almeno sulla carta è stata presentata, ma che ci faceva sorridere, no? Dovevamo stare attenti dove colpire, non colpire gli arti superiori, gli inferiori, stare attenti se colpisce la testa. C'è quindi una libertà chiaramente della polizia di intervenire in una maniera che fa specie solamente nel territorio italiano. Vogliamo imitare la polizia di altri stati? Ci sono social che mostrano gli interventi di altre polizie che risolvono la questione in 0 nanosecondi. Noi non possiamo, ovviamente. Allora qua non si tratta di fare il Far West, ma purtroppo diamo la possibilità
anche a chi ha l'intenzione di agire in questo sistema. Abbiamo visto con i bambini cosa succede, no? Allora abbiamo visto in piazza qui a Venezia e succederà continuamente e qualcuno si farà male sicuramente e questo non va, Ovviamente certamente, ci auguriamo di no. ci auguriamo perché però il problema di girare, di fermare anche una persona armata di ascia, di coltello, di bastone, cioè non è un primo episodio unico sporadico, mi pare che con l'arrivo di queste persone questi episodi si ripetono costantemente. L'altro giorno hanno rischiato di perdere la vita 19 bambini e adesso questo in piazza. Questo l'abbiamo avuto a onor di cronaca è un veneziano, sì, giusto per sì, dire. ma c'è l'episodio, io quando dico non parlo del soggetto, quanto soggetto di razza, io dico del malvivente. Certo. Allora, abbiamo avuto l'episodio, cos'è, un ghanese, che non mi ricordo neanche, della scorsa settimana, che mi fanno sorridere quando dicono cittadino italiano di nazionalità. Cioè, insomma, io poi divento cattivo su queste cose, però voglio dire, questa cosa succede su tutto e su tutti, su tutte le razze, tutti i malviventi. Ormai diamo la possibilità di girare con queste cose. È certo che il cittadino straniero è molto più abituato a usare le armi, il coltello dei delinquenti italiani, perché i delinquenti italiani delinquono in un'altra maniera. Ecco, se parliamo poi di un tossicodipendente in crisi di astinenza o parliamo dell'ubriaco, questi sono altri paragoni che, voglio dire, danno comunque, se vengono inseriti chiaramente in un dato che è quello dell'aggressione, insomma, che vediamo tutti i giorni. Abbiamo visto, ripeto, non solo quello dei bambini, ma altre altra persona 23enne che è entrato in un commissariato l'altro giorno e con una bottiglia ha ferito altri 2 colleghi. C'è un problema di fondo anche... C'è un problema di fondo che è la possibilità che ha la polizia, le forze dell'ordine, nell'intervenire. Questo, c'è la polizia, le forze dell'ordine devono stare troppo attenti a non far male alla persona con cui si interviene. E allora non ci sono gli stessi paragoni del caso Cucchi, lì sono cose estreme, sono cose estreme che vanno giudicate in aula di tribunale, però dare la possibilità all'uomo delle forze dell'ordine di intervenire in una certa maniera, sì, scusate, perché poi diventa l'abitudine, no? Ma così dal codice della strada, se noi siamo qua, gli stranieri sono abituati a correre, noi quando andiamo in un paese straniero stiamo ben attenti perché non solo ci ritirano la patente, ma ci sono delle grosse sanzioni. Qua tutto è permesso, allora perché nel tuo paese non lo fai? Questo dico io. 30 secondi, Padrone, diciamo così, famoso ricambio generazionale che deve per forza interessare anche le forze di polizia. A che punto siamo? È un punto dolente. Anche questo dolente. È molto dolente perché c'era stato promesso anni fa un turnover del 50% e quindi 50 andavano, 50 venivano, ma non è così, insomma. Lei dall'altra parte della provincia sentirà senz'altro che quando il direttore mi chiede qualcosa su questo argomento arrivano immediatamente le mie proteste, i miei dati. Adesso stiamo lavorando anche col consigliere Centis in regione e a livello nazionale ha preso carico anche un altro l'onorevole del Movimento 5 Stelle che ha preso in mano questa cosa. Ma non c'è stato ancora, le promesse ancora non si sono state, ecco, non sono sviluppate, non hanno avuto origine. Cioè, ci hanno promesso l'assunzione di altri 3.000 uomini nei primi 6 mesi di 2019, credo che siamo ancora molto lontani molto lontani. Sì, molto lontani, e questo è grave perché, ripeto, per chi ascolta, mancano già oltre 23.000 uomini nelle forze dell'ordine, solo nella Polizia di Stato. I Carabinieri stanno come noi, se non peggio, chiudono le stazioni dei Carabinieri, noi chiudiamo i commissariati, quindi staremo a vedere. Grazie Raffaele Padrone per essere stato con noi. E ancora con le notizie: arrestata ad Udine una donna ucraina per furto. Omar Costantini.